Buon pomeriggio amici e amiche amanti del futsal, un saluto da Marco Gentuso dal No Camp di Capaci per commentarvi questa bellissima partita che si appresta a iniziare tra l'Isola Calcio 5 e l'Athletic Club Palermo, una gara valevole per il triangolare di Coppa Italia, triangolare che poi fa parte anche il Sporting Alcamo, che però questa giornata chiaramente riposa. Parliamo subito dell'andamento di queste due formazioni in questa competizione, perché Athletic Club Palermo è già con un passo praticamente fuori dalla qualificazione. Bisognerebbe chiaramente vincere questa partita e poi sperare veramente che ci siano dei risultati astrali per passare, ma dall'altra parte invece l'Isola Calcio a 5 può ancora dire la sua, è ancora artefice del proprio destino, perché con una vittoria oggi e una vittoria poi contro lo Sporting Alcamo potrebbe significare passaggio alle Final Four, che poi significherebbe semifinale di questa competizione. Nel frattempo le due formazioni sono già in campo, vediamo il capitano di oggi con la maglia numero 10 Francesco Pillitteri, dall'altra parte invece Pitarresi. I due si sono già dati il bacino. Prima di cominciare vediamo anche ancora una volta, per la seconda volta consecutiva tra l'altro, tre portieri per l'Athletic Club Palermo: Riccardo Romeo, poi vediamo con la maglia numero 17 Samuele Favaloro e poi Claudio David. Sono loro i tre portieri, vediamo se ci sarà minutaggio per tutti e tre o se invece mister Miosi adopererà per un portiere, perché al momento David ha già la casacca, quindi probabilmente non sarà lui il portiere che partirà dal primo. Nel frattempo faccio vedere il classico circle time prima di iniziare, con il mister Miosi che ha messo a cerchio tutti i suoi ragazzi nel tentativo di forse dare le ultime indicazioni, ma probabilmente per caricare lui, che è un grande motivatore, lo conosciamo molto bene. D'altra parte invece l'Isola Calcio 5 già presenta Morrione, dunque tra i pali, quindi parte lui dal primo, non l'esperto Gregorio Abate. Poi in campo vediamo anche Mirko Sorrentino con la maglia numero 10, poi con la 11 Samuele Pitarresi, anzi Salvatore Pitarresi, chiedo scusa. Poi completano Cutrona e Giacomo Catalano, che già in campionato ha più volte timbrato il tabellino. A tempo, a proposito di tabellino, noi vi mostriamo anche il nostro, quindi con il risultato di 0-0, ricordiamo i tempi sono sempre 2 da 20 minuti, dunque tempo effettivo ancora una volta e sempre in questo campionato di C1, ma anche chiaramente in Coppa Italia. Nel frattempo cerchiamo di capire anche il quintetto iniziale di mister Miosi, perché vediamo subito Tuzzolino schierarsi come centrale di difesa, tra i pali invece fa proprio David, che era quello con la casacca in mano. Allora forse la decisione all'ultimo del tecnico Miosi di concedere al numero 12 la partita dal primo minuto. Poi Tabita con la 21 parte lì davanti, vediamo con la 9 poi Gandolfo che ritorna tra i convocati dopo l'assenza nella scorsa partita, e poi Alberto Delisi, anche lui assente nell'ultimo campionato contro lo Sporting Alcamo. Nel frattempo è tutto pronto per iniziare, siete soltanto il fischio da parte del direttore di gara che potrà finalmente fare iniziare questa partita tra Isola Calcio a 5 e Athletic Club Palermo, primo possesso per i padroni di casa, che batteranno quindi con Giacomo Catalano, probabilmente verso Sorrentino, che già lo stava guardando, ovviamente forse a chiedergli il pallone. Poi Cutrona centrale e Pitarresi invece come laterale. Ci aspettavamo forse Pitarresi centrale piuttosto che laterale, ma non è stata questa la scelta del tecnico. Si tende probabilmente che siano le 17 precise per cominciare, anche per avere la contemporaneità con le altre sfide di Coppa Italia. Infatti tutti i ragazzi stanno guardando, ovviamente, anche per trovare il tempo giusto. E infatti inizia anche la partita, dunque il primo possesso palla per l'Isola Calcio 5, che riparte subito con Cutrona, allarga il gioco verso Pitarresi. Questo Sorrentino, sempre Pitarresi, allarga anche lui per Catalano. Questo giro palla difensivo da parte dell'Isola Calcio 5, con l'Athletic Club Palermo che cerca di rimanere nella propria area per non concedere anche delle pressioni facili, che poi potrebbero essere facile preda dell'Isola Calcio 5, che ricordiamo oggi è artefice del proprio destino, perché nel girone, nel triangolare con lo Sporting Alcamo, ancora la partita deve avvenire, sarà il 4 di novembre. Lì presenterà un match point per entrambe le formazioni, da una parte lo Sporting Alcamo per continuare a vincere in questa competizione, dall'altra parte invece l'Isola Calcio 5 che nella misura in cui dovesse vincere quest'oggi potrebbe dire veramente la sua. Intanto Tuzzolino cerca la conclusione, poi viene murato con Gandolfo che stava per arrivare sul pallone, poi l'ultimo tocco è stato proprio della formazione in maglia blu e sarà quindi rimessa laterale con Gandolfo che cerca e trova anche una deviazione. Morrione però non riesce a bloccare in un tempo, riesce comunque in due. Cutrona larga dalle parti di Pitarresi che cerca il compagno e lo trova, Sorrentino
Cutrona allarga il gioco, Catalano, poi esce Tuzzolino in pressione, adesso è laterale, il numero 6 che nella scorsa partita è stato protagonista di un match incredibile, giocando come centrale contro Sporting Alcamo. Tempo rimessa laterale, pallone concesso quindi alla conclusione da fuori da partita Tuzzolino, palla che termina in out. Dunque questo è il primo tiro della partita con Tuzzolino che si fa subito vedere in avanti, ma una conclusione sicuramente non delle sue e che comunque non crea problematiche al portiere avversario. Nel frattempo Sorrentino può puntare Gandolfo, lo salta netto, poi Tuzzolino ancora con la punta a dare subito fastidio al 10 avversario Mirko Sorrentino. Lui ci si aspetta ovviamente una grande partita, la tecnica è una delle sue armi migliori. Catalano intanto si gira molto bene dalle parti di Peter Resi, poi con il tacco cerca Sorrentino, il compagno non lo trova, ma trova invece Cutrona, trova invece una deviazione della partita bita, dunque rimessa laterale per l'Isola Calcio 5 che riparte con questa rimessa laterale da zona comunque offensiva, quasi un calcio d'angolo, vista anche la posizione. Poi Peter Resi invece va più indietro con il direttore di gara che lo intima a indietreggiare. Nel frattempo diamo anche notizia di chi sono i due direttori di gara, perché si tratta del signore Claudio Martinico di Marsala e poi il signore Francesco Campione di Enna. Pallone viene gettato in avanti, sarà quindi rimessa per l'Isola Calcio 5 con Peter Resi che si appoggia rapidamente dalle parti di Cutrona. Adesso tutto lo spazio per lui. Sorrentino può puntare, può esplodere con la sua tecnica. Cutrona, Peter Resi cerca l'1-2, sbaglia tutto, poi Tabita, metti tutti d'accordo con la sola, rischia tantissimo, poi scontra con Sorrentino, alla meglio proprio il 10 avversario. Catalano cerca anche lui la migliore posizione, si allarga sull'auto di sinistra, viene fermato e palla in rimessa laterale, sempre la zona offensiva per l'Isola Calcio 5 che ha iniziato molto bene in questa partita. Ricordiamo è padrone del proprio destino con 2 partite ancora da giocare, questa chiaramente e poi la prossima contro lo Sporting Alcamo il 4 novembre per poi decretare la squadra che andrà in semifinale. Intanto Tabita allarga il gioco, Delisi la carezza, cerca la porta e Morrione, ottimo il suo intervento di presa bassa per il portiere classe 2000 che risponde benissimo alla conclusione di Delisi, che col sinistro forse avrebbe potuto anche servire Gandolfo che dall'altra parte si stava inserendo sul secondo palo, non è stato così. Tuzzolino cerca l'appoggio centrale, sbaglia tutto, palla in avanti, cercato anche Giacomo Catalano, pallone che però non arriva dalle parti del compagno che si stava inserendo, si trattava di Sorrentino, dunque pallone in calcio d'angolo e questo sarà quindi il primo di questa partita con l'azione più importante fino a questo momento però che è stata della squadra ospite, che è stata vicina per tanto la conclusione da posizione defilatissima, parte di Cutrona con il palo che salva anche David che era andato sul primo palo, però col pallone che era passato sotto le sue gambe. Il divino partita Tabita lo porta verso l'esterno e chiude tutto Cutrona. Morrione va in avanti, vede dall'altra parte Sorrentino e solo Sorrentino, poi la controlla male, infatti chiede anche scusa ai compagni, forse anche il sole magari a dar fastidio al numero 10 dell'Isola. Nel frattempo si riparte quindi in questa rimessa dal fondo, ritmi non molto alti in realtà in questi primi di gioco con tanto fuori Tabita, forse ha chiesto il cambio. Entra Virzi con la maglia numero 5, quindi questo è il primo cambio. Però di prima Sorrentino non ha sbagliato l'aggancio, ma ha fatto scorrere appositamente il pallone perché si era fatto male proprio Tabita, dunque gesto di sportività da parte dell'Isola Calcio 5 in prima persona da parte di Sorrentino. Peter Resi, Catalano cerca il dribbling su Gandolfo, lo porta verso l'esterno, poi non lo fa rientrare, buona qui la chiusura da parte del 9, poi Virzi cerca la magia, cercare sempre Gandolfo, i due non si sono trovati ma l'azione era comunque buona. Peter Resi, Catalano prova a rientrare in mezzo a due, si gira l'attaccante, viene fermato, palla in rimessa dal fondo con il direttore di gara che indica infatti col braccio proprio verso David che si incarica di battere questa rimessa dal fondo. Iniziano anche a contare i primi secondi. Delisi rischia tanto su questa pressione da parte di Sorrentino, poi sbaglia Tuzzolino, Cutrona ottimo in anticipo, avanza verso la porta, calcia col sinistro e David risponde molto bene con questa presa bassa, palla in rimessa laterale ma si fa vedere anche l'Isola Calcio 5 che risponde quindi alla conclusione di Delisi in precedenza sempre col sinistro. Peter Resi
Cutrona potrebbe riprovarci, sbaglia il tocco, Tuzzolino cambia gioco, d'altra parte vede Virzi che effettivamente era salito molto bene con i tempi giusti, ma ha sbagliato l'aggancio qui con l'esterno, ha provato a agganciare questo pallone, era anche abbastanza complicato, ma era anche la giocata giusta da parte di Giovanni Tuzzolino. Tanto Sorrentino si appoggia centralmente, Catalano torna dietro, le parti di Cutrona che è sicuramente uno dei migliori in questo inizio di partita. Ecco Cutrona. Può allargare, ci pensa un attimo, si appoggia, Catalano. Vede il taglio geniale da parte di Sorrentino che guarda la porta e poi prende direttamente David, forse nella clavicola, probabilmente. Il portiere del Athletic Club Palermo, grande parata qui, ma forse anche qualcosa in più avrebbe potuto fare un giocatore come Mirko Sorrentino che davanti alla porta si è fatto ipnotizzare dal portiere. Poi David sta addestrando i suoi nelle marcature. Cutrona col mancino calcia, palla che termina in out. Ancora una volta l'isola calcio 5 è molto pericolosa, soprattutto con quei tagli di Sorrentino che 2 volte è riuscito a partire alle spalle del difensore, in questo caso di Gandolfo, ma nell'ultima circostanza anche dalle parti di Tuzzolino. Lotta Virzi, l'ultimo tocco è di Cutrona, rimessa laterale quindi per l'Athletic Club Palermo, con Tuzzolino che rischia tanto da centrale, poi Virzi con il tacco, palla di ritorno, Delisi può puntare l'uomo, lo fa, calcio adesso, viene deviato poi ancora una volta Delisi, palla che termina fuori, una doppia conclusione da parte del 19 che dice qualcosa, infatti i compagni forse sul posizionamento avrebbe voluto un appoggio prima, tanto c'è un nuovo cambio, fuori Gandolfo, dentro Di Cara, quindi questo è il cambio, il secondo per Mister Miosi che fa entrare il giovane numero 25, un altro under, al posto di Gandolfo invece che era un over. Questi sono 2 gli under con Delisi per l'appunto e lo stesso Di Cara. Tanto commette fallo Virzi, poi ha chiesto scusa subito a Cutrona. Cutrona allarga il gioco, Pita Resi cerca spazio, non trovano appoggio, infatti ritorna dietro. Sorrentino, Cutrona e adesso nuovamente Pitarresi. Sorrentino, sempre Cutrona, c'è il largo Catalano che infatti riceve il pallone, non è più centrale, si sta un po' allargando il numero 9, forse tentando di prendere palloni, poi davanti alla porta Pitarresi con il tocco morbido e David fa un miracolo incredibile. E qui lì è andato vicinissimo al vantaggio con questa palla perfetta da parte di Sorrentino, dalle parti di Pitarresi che ha provato un tocco a saltare il portiere, ma David è sposto presente. Pitarresi 1-2 con Catalano, 2 questa volta non si intendono. Non contento intanto Mister Miosi, lo vedete anche in basso ai nostri schermi. Sicuramente una partita che avrà preparato diversamente, ma non è contento. Catalano 1-2, Cutrona cerca la porta, esterno della rete ancora una volta per Cutrona che già ha calciato per ben 3 volte dall'inizio della partita. Sicuramente la prima è stata quella più importante con la parata di David. Di Cara attacca tanto da quella fascia l'isola calcio a 5. Intanto Tuzzolino libera Delisi che cerca il secondo palo, Virzi stava arrivando con la zampata, che però non arriva, dunque sarà rimessa dal fondo che viene battuta rapidamente da parte di Morrione. Adesso Cutrona, Pitarresi, Sorrentino e poi si ritorna dalle parti di Cutrona. Prova ad appoggiarsi in mezzo a 2, esce fuori molto bene qui Pitarresi, poi Cutrona. Catalano. Questo giro palla difensivo da parte dell'isola calcio a 5 che non ha fretta, vuole sbloccare il risultato ma non ha fretta. Intanto la magia di Pitarresi con il pallone che viene deviato da Virzi in scivolata, dunque rimessa laterale con il Tuzzolino che chiama i compagni, poi tenta il tiro da fuori Sorrentino, viene murato ancora una volta alla difesa. Di Cara allarga il gioco molto bene qui su Delisi, la carezza con la suola e la porta in avanti. Virzi poi cerca la punta, non mette però la forza, infatti Morrione la blocca senza alcun tipo di problema.
Sorrentino allarga, Catalano cerca centralmente i compagni, trova Pitarresi, si gira col mancino e poi la deviazione 2 volte, 3 volte addirittura da parte di Delisi, poi il tocco morbidissimo verso Catalano e poi David in 2 tempi si scontra con l'attaccante ma chiede subito scusa. Partita molto sportiva al momento. Tanto è entrato in campo anche Pellitteri, capitano quest'oggi in assenza di Tuve. Nella scorsa partita il capitano è stato invece Giovanni Tuzzolino. Di Cara cerca il tiro, poche pretese in questa conclusione da fuori, però c'è stata anche una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo, dunque non aveva calciato fuori, in realtà il giocatore aveva preso per una deviazione, sarà quindi palla in corner con soprattutto dalle parti di Pellitteri che cerca la potenza col mancino, trova un'altra deviazione e poi misteriosi chiama uno schema. Palla alta per Tuzzolino al volo e prende però direttamente Di Cara. Palla in rimessa a 3 per l'Isola Calcio a 5 che adesso ha rischiato un po' in queste ultime azioni ma sta sicuramente tenendo meglio il campo in questi primi minuti di gioco. Pitarresi si appoggia, Cutrona col mancino, anche lui molto bene. Poi Sorrentino centralmente, l'anticipo di Tuzzolino, poi Sorrentino riesce a passare e sbaglia sotto porta con l'esterno. Forse se avesse calciato con l'interno collo probabilmente avrebbe trovato anche la porta. Ha preferito la conclusione di potenza con l'esterno, ma è stato molto sfortunato, ma ancora una volta un'azione per l'Isola. Poi Cutrona va in avanti, salta tutti. Nel frattempo un cambio per i padroni di casa con l'inserimento di Salvatore Catanese al posto di Salvatore, no, non al posto di Pitarresi, al posto di Catalano, dunque si posiziona come pivot in attacco, dunque Cutrona si appoggia le parti di Sorrentino, poi Catanese e nuovamente Sorrentino. Cutrona vede il taglio, l'ennesimo di questa partita e più volte l'Isola Calcio 5 effettivamente ha mostrato queste giocate con l'azione sulla fascia destra e poi cambiare tutto sulla sinistra, sul taglio del laterale opposto. Adesso viene replicata la stessa azione dal Athletic Club Palermo con Drisi che però non serve il compagno, che ha fatto uno scatto e infatti viene anche servito. Di Cara, Delisi, Tuzzolino cerca un compagno ben messo, trova infatti Delisi, vuole puntare come sempre Delisi, poi si appoggia di prima Tuzzolino, palla geniale delle parti di Cara che può puntare alla difesa, si allarga, calcio adesso e Morrioni con la punta addirittura a negare il gol, ma questa è una buona azione anche da parte dell'Athletic Palermo. Adesso sta salendo e alza il proprio baricentro con il mister Miosi che sta comandando così come se avesse un joystick ai propri ragazzi. Tuzzolino, poi Delisi, non serve il compagno con Tuzzolino, dice qualcosa. Pellitteri, Di Cara, Delisi allo spazio, calcia con la punta, non trova la porta ma comunque Morrione sembrava essere in direzione della sfera, dunque rimessa dal fondo. Buon momento per di Club Palermo, entra in campo Gandolfo al posto proprio di Delisi. Gandolfo infatti si schiera lì davanti con i Pellitteri laterale, poi il contrasto fisico, Pitarrese commette anche fallo su Di Cara che fa una buonissima guardia, poi cenno d'intesa tra i due. Sarà quindi calcio di punizione con Tuzzolino che sbaglia qui sul pressing da parte di Catanese, pressing asfissiante da parte del neoentrato che da quando ha fatto il suo ingresso nel terreno di gioco ha fatto vedere tanta pressione, pochi palloni giocati ma tanta pressione. Pellitteri non vuole rischiare nulla, getta il pallone direttamente in out, non rischia qui l'Isola, anzi il Athletic Club Palermo, chiedo scusa. Catanese con la punta e poi David che avrebbe potuto forse anche bloccare questo pallone, forse non se l'è sentita, infatti ha messo in calcio d'angolo, dunque corner per l'Isola Calcio 5 che si appresta a battere con Pitarresi. Sorrentino porta verso l'esterno, adesso Cutrona sempre verso Catanese, commette fallo, lo aggancia nettamente qui Pellitteri, sarà quindi calcio di punizione e questa può essere un'occasione importante per la formazione di casa per portarsi anche in vantaggio
Un vantaggio che probabilmente meriterebbe i punti, nonostante le ultime azioni siano state di stampo rosanero. Sul punto di battuta Cutrona, che col mancino potrebbe anche cercare la porta da lì, ma vediamo se presenteranno uno schema. Nel frattempo è entrato in campo Salvatore Mazzola con la maglia numero 22. Va Cutrona, uno schema, ecco Mazzola che allarga il gioco. Pitarresi, vediamo se rientra, cerca il 1-2, poi sbaglia il tocco. Gandolfo in anticipo, lotta con il neoentrato Mazzola che è più fresco, ma concede anche a rimessa laterale. Mazzola non è d'accordissimo con il direttore di gara. Nel frattempo ha indicato un time out, dunque piccolo break. Adesso risultato di 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Una gara non con ritmi altissimi, ma abbastanza vivace, con diverse occasioni da gol sia da una parte che dall'altra. Abbiamo visto sicuramente la prima, quella di Delisi, che col mancino ha cercato di battere Morrione senza però riuscirci. Poi lo stesso calciatore ha provato da fuori, poi invece è terminato in out. Poi sicuramente l'occasione di Di Cara con il diagonale contro Morrione. D'altra parte invece sicuramente Sorrentino, detto più volte vicino al gol con le sue giocate insieme a Pitarresi. Pitarresi infatti è stato protagonista di un'occasione importante, un tocco morbidissimo con David, che invece è stato molto attento e reattivo soprattutto a smanacciare in calcio d'angolo. Poi invece l'occasione con lo stesso Sorrentino che è arrivato davanti il portiere ma con l'esterno, scegliendo l'esterno, dunque non l'interno del collo. Poi ha sprecato tutto. Nel frattempo si ritorna in campo con questa rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo, con Gandolfo che era stato molto bravo qui a trovare anche l'ultimo tocco da parte di Mazzola, quindi guadagnare una rimessa laterale da zona offensiva. Tuzzolino, Pillitteri cerca l'appoggio, trova infatti Gandolfo che l'accarezza con la suola e poi scarica. Tuzzolino, rientra Tuzzolino e calcia, ed ecco la parata di Morrione che infatti carica anche i suoi compagni, forse per non concedere queste occasioni così importanti agli avversari, con Tuzzolino che decisamente adesso si è preso l'occasione più importante di questa partita, con la grande risposta del portiere classe 2000, dunque un under. Cutrona allarga dalle parti di Pitarresi, si appoggia Cutrona, l'appoggio anche Mazzola, poi su Catanese. Di Cara poi trova l'ultimo tocco proprio del numero 7. Tuzzolino, Gandolfo gioca molto bene di Club Palermo con Tuzzolino che si allarga e cerca la porta, ancora una volta esterno della rete con Morrone che fa subito ripartire i suoi. In avanti Pitarresi cerca anche lui lo stesso palo di Tuzzolino, ma ancora una volta soltanto esterno della rete. Tante occasioni fermate proprio lì sull'esterno. Ancora la gara cerca di sbloccarsi, ma non trova modo di riuscirci. Gandolfo intanto buono qui a girarsi con il tacco, poi Di Cara. Gandolfo cerca il secondo palo e Cutrona ferma tutto e riparte in contropiede, forse è il migliore in questa partita al momento. Cutrona si appoggia, Mazzola in mezzo a due, vuole passare, riesce, lo aggancia Di Cara che qui non ha, qui diciamo abbocca le finte del numero 22, commette fallo, calcio di punizione. Adesso occasione importante per l'Isola Calcio 5 con lo stesso 22 che va a prendersi questo pallone e probabilmente cercherà la porta, perché al momento i compagni stanno tutti andando in avanti, forse per una respinta. C'è in realtà Pitarresi largo sulla fascia destra, ma Mazzola, almeno dallo sguardo, dalla prossemica che sta presentando, sembrerebbe voler calciare verso la porta. Nel frattempo David sta comandando i compagni in barriera e va a Mazzola che infatti cerca la porta, prende in pieno Gandolfo, palla in calcio d'angolo. Va Catanese a battere, Mazzola, portare il pallone sull'esterno, Pitarresi, ancora una volta lo stesso Catanese, anzi Pitarresi. Cutrona vuole il mancino, lo trova, cerca il taglio da parte di Pitarresi, effettivamente il passaggio arriva ma non è a destinazione, dunque un'altra direzione, calcio d'angolo.
invece è rimessa laterale, non nel calcio d'angolo. Effettivamente bisognava guardare meglio anche l'indicazione da parte del direttore di gara, con Pietrezzi che mette il pallone giù adesso e scarica dalle parti di Cutrona. Poi Mazzola vuole il dribbling su Pillitteri, nasconde il pallone qui molto bene, poi si appoggia con l'esterno. Cutrona, la pressione di Gandolfo che sta giocando molto bene quest'oggi, e poi viene chiamato un altro time out, un altro break, quindi questa volta dall'Isola calcio a 5, che vuole approfittare probabilmente di questa pausa per rifocillarsi, ma anche forse per sistemarsi in campo. Ci sono ancora diversi giocatori che non hanno preso piede in campo, non hanno messo piede in campo. Si tratta per esempio di Pietro Rato, ma anche di Samuele Finocchio, due under molto interessanti per la formazione di casa. Poi c'è anche Fabrizio Morena che non è ancora subentrato, così come Paolo Fernandez, e poi chiaramente tra i pali Gregory Abbate. D'altra parte invece i Club Palermo sono andati quasi tutti, manca ancora Alberto Mosca, poi i due portieri Favoloro e Romeo, cerca spazio anche Giuseppe Vitale in realtà. Non so se ci sarà spazio anche per loro. Mister Remiosi ha lasciato a casa il portiere che fino a questo momento sembrerebbe essere il titolare, almeno per quelle che sono state le partite scorse, ovvero Giovanni Mazzola, il grande protagonista nell'ultimo match contro lo Sporting Alcamo. Oggi infatti non gioca, non è stato convocato. Tra i pali è stato scelto David, poi Favaloro e Romeo a completare il roster di portieri, ben 3, proprio come nell'ultima sfida. Dunque sicuramente per tutte le evenienze avere 3 portieri. Intanto è entrato in campo proprio il numero 20 Arato, l'avevamo effettivamente citato all'interno del time out. Ecco qui Arato, vediamo se crea un'occasione. Cutrona, Mazzola, ancora Cutrona, poi forse subisce fallo, si continua. Arato cerca il dribbling, ma viene chiuso molto bene da Di Cara, che si sta facendo vedere molto bene in fase difensiva, forse un po' meno in attacco. Poi Pellitteri aggancia Mazzola, commette fallo, lo ha agganciato effettivamente nella parte inferiore. Infatti dice al giocatore, al direttore di gara, dice di essere inciampato, ma chiaramente è fallo. Dunque calcio di punizione battuto rapidamente. Cutrona ha Arato, la difende, poi cerca col mancino i compagni, riesce anche con un rimpallo a passare. Virzì è stato messo anche fuori gioco in questo caso, preso in controtempo. Cutrona, ecco Arato, cerca di appoggiarsi su Morena. Palla di ritorno ancora una volta per Morena, e David esce benissimo in questa presa aerea, diciamo, perché effettivamente Morena stava quasi per rimbalzare a terra. Di Cara cerca centralmente il compagno, trova Virzì, vediamo se si appoggia su un compagno, poi Virzì la porta verso l'esterno, cerca Tuzzolino che guadagna però una rimessa laterale, forse il massimo con la distanza. Di Cara scarica e poi si inserisce. Pillitteri, stessa giocata, larga il gioco. Pillitteri può puntare Arato, si appoggia Tuzzolino, carica il destro, cerca adesso la conclusione, prende in pieno Virzì e poi può ripartire Isola calcio a 5 con Mazzola, ma il pallone è già terminato in out per il direttore di gara, che era molto vicino. Non è d'accordo Mazzola, che stava andando direttamente dalle parti del portiere avversario, ma nel frattempo nuovo cambio dentro Catalano al posto di Catanese, con Morena che invece si va a schierare come centrale difensivo, quindi esce pure Cutrone. Intanto punta di Mazzola, la parata, la respinta da parte di David, quindi attacca ancora l'Isola con Morena, si appoggia a Catalano, Arato, magia per Catalano, palla perfetta da parte di Arato, e poi trova l'inserimento di Catalano che non se lo fa ripetere 2 volte e sblocca anche il risultato, fa 1-0, meritato per ciò che effettivamente stavamo vedendo in campo, con l'Isola che stava attaccando un po' di più rispetto a Teddy Club Palermo, ma proprio negli ultimi istanti forse la formazione di Mister Miosi stava cercando di farsi vedere maggiormente lì davanti, e proprio lì che il numero 9 non sbaglia e quindi porta in vantaggio i suoi e fa risultato di 1-0. Questa prima frazione di gioco che non presenta ritmi altissimi, ma diverse occasioni comunque ci sono state. Delisi è rientrato in campo adesso. Tuzzolino prova ad esplodere con la sua tecnica, poi si appoggia con la punta. Pillitteri sbaglia il tocco, Arato riesce a conquistarla, poi il dribbling di Arato ancora una volta. Pillitteri, Morena,
Mazzola, forse quel pizzico di pepe in più, il giovane numero 22. Arato, Mazzola. Ancora Catalano. Sempre Mazzola, si inserisce. Dialogano qui Arato e Morena, poi libera nuovamente Mazzola che può puntare, doppio passo, poi cerca con la suola, Verzi non si fa passare, poi contropiede da parte di Palermo con Delisi, lotta anche Mazzola, Delisi ha il pallone ancora incollato ai piedi. Guardate che il gioco. Tuzzolino allo spazio, cerca la conclusione, Morrione va giù ancora una volta benissimo, più volte questi tiri in diagonale sono stati parati proprio dal portiere con la maglia numero 21, classe 2000, Giovanni Morrione, che sta rispondendo presente più volte in questa partita, ancora una volta su Tuzzolino che ha provato già diverse volte questa conclusione. Poi tanto qui si confonde, Delisi sbaglia, trattiene Catalano e qui il cartellino credo sia obbligatorio e infatti arriva il cartellino giallo proprio per Delisi che poi intanto ci aiutano anche nel conteggio dei falli perché sono 5 i falli. Sono 5 falli, dunque dal prossimo sarà tiro libero per l'Isola Calcio a 5, ma bisognerebbe capire anche quanto manchi. Siamo sempre nella prima frazione di gioco. Ed adesso calcio di punizione con Morena che sta guardando il portiere avversario. La rincorsa sembrerebbe essere quella di un calciatore che vuole calciare verso la porta. Vediamo se effettivamente ci accontenta Morena con una conclusione da fuori o se invece tenterà uno schema. Morena va verso la porta, deviazione poi di Catalano che stava quasi per fregare anche David, che però si salva. Tuzzolino, Delisi, la magia in mezzo a due avversari, poi la tocca con il tunnel verso Pillitteri che allarga il gioco, sbaglia tutto, Morena poi allontana, si salva l'Isola Calcio a 5 su questo contropiede tentato da Delisi che però non ha portato forse gli effetti sperati dal numero 19 che è stato, ricordiamo, ammonito in precedenza. Tuzzolino può puntare, si ferma, poi sbaglia tutto, Mazzola ancora una volta l'uomo Mazzola e David rimane in piedi fino all'ultimo e nega il gol al 22 che da quando è entrato ha messo quel pizzico di vivacità in più che serviva in questa partita, perché qui ha recuperato pallone su Tuzzolino e poi ha saltato nettamente Delisi che forse anche per paura di beccarsi un altro cartellino non ha affondato il tackle. Mazzola lo sapeva e infatti lo ha saltato, qui intanto risponde con questo dribbling Delisi proprio sul compagno, poi sull'avversario, poi sbaglia il tocco, ecco Mazzola ancora con la suola, va giù, invece no perché si continua, Pillitteri in contropiede, Pillitteri si allarga, Tuzzolino con la suola, l'accarezza, può allargare, cerca invece una conclusione, Morrione respinge nuovamente, poi il dribbling di Catalano e commette fallo Tuzzolino. Ed è tiro libero questa volta. E tiro libero con la panchina ospite che non è d'accordo con la decisione del direttore di gara, ma il fallo di Tuzzolino è stato effettivamente realizzato, si è messo davanti, tentativo di non far passare l'avversario. E qui c'è il tiro libero con Peter Resi appena entrato che potrebbe iscriversi anche lui al tabellino dei marcatori. Vediamo come calcerà, se cercherà la precisione o magari la potenza. David comunque avanza di qualche metro, forse anche per dare fastidio e ridurre chiaramente il raggio di tiro al suo avversario. Va Peter Resi che calcia, Peter Resi e poi David risponde, poi Catalano col mancino risponde lui in tap-in e fa il gol del 2-0 del raddoppio dunque firmato da Catalano in gol forse un po' rocambolesco. Dopo il tiro libero calciato da Peter Resi, la respinta è stata di Catalano che praticamente quasi è più la palla che va verso di lui piuttosto che il contrario, e infatti lo fa vedere nuovamente ribadendo in rete un facile tap-in, fa 2-0 e qui il tiro libero effettivamente ha fatto anche la differenza. Tuzzolino prova ad appoggiarsi, Gandolfo fa la guerra qui in zona offensiva, guadagna comunque una rimessa laterale. Pillitteri cerca il dribbling, sbaglia contro Catalano, poi non può rischiare il fallo, riesce comunque a riconquistare il pallone.
Delisi, lungolina dalle parti di Gandolfo che trova però il calcio d'angolo, dunque azione offensiva per l'Athletic Club Palermo che non sta giocando una partita pessima, però è stata un po' sfortunata nel subire quei 2 gol. L'Isola però stava cercando effettivamente il gol da diversi minuti, poi Tuzzolino cerca la conclusione, viene murato, palla in rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo che rimane comunque in zona offensiva con Pillitteri. Tuzzolino, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Intanto il DB di Delisi su Mazzola lo salta, poi fa un'ottima chiusura difensiva, poi Gandolfo, però il pallone è già terminato in out e qui Gandolfo da attaccante vero si era ritrovato il pallone lì e non aveva sbagliato col mancino contro Morrione, ma già il pallone era terminato in out e dunque il direttore di gara molto vicino ha deciso di far ribattere questa rimessa dal fondo. Intanto cerca il punizione Mazzola, non la trova, Gandolfo si gira, poi cerca la tira da fuori Delisi con una deviazione che arriva adesso di Paolo Fernandez, entrato in questi ultimi istanti al posto di Catalano. Tuzzolino, Pillitteri, Gandolfo si appoggia, palla di ritorno, sempre Gandolfo, Delisi, Tuzzolino e ancora Delisi, Gandolfo la carezza dolcemente con la suola, poi in mezzo a 3 prova a girarsi, Gandolfo si complica molto la vita, va giù e subisce anche un calcio di punizione. Qui tanta esperienza e anche un pizzico di furbizia per il 9 che avrebbe probabilmente perso il pallone, ma poi si è messo davanti all'avversario e lì il fallo è stato evidente con l'intervento a travolgere proprio il numero 9. Calcio di punizione, dal punto di battuta va Delisi, che vediamo come calcerà, se cercherà forse il palo lontano, quello che tra un po' andrà a difendere Morrione perché sta sistemando la barriera sul primo e infatti lui si mette sul secondo. Va Delisi di potenza, prende Fernandez e poi Arato non riesce ad allontanare il pallone, sarà quindi ancora una volta rimessa laterale, poi prova a inserirsi Pillitteri, viene servito invece Tuzzolino, così non si appoggia, sbaglia Gandolfo, Mazzola e poi l'intervento perfetto del 10, Fernandez cerca il tocco, sbaglia tutto, Delisi può puntare, salta l'uomo, poi viene messo giù da Fernandez, intervento irregolare e dunque calcio di punizione. Mancano 60 secondi alla fine del primo tempo, risultato di 2-0 perché si fosse sintonizzato in questo istante una partita tra Isola Calcio 5 e Athletic Club Palermo, un primo tempo che ha presentato diverse occasioni da gol con difese che non sono sembrate impermeabili, anzi il contrario. Mazzola si appoggia nuovamente da Arato, scende Fernandez ma non lo segue, poi il tacco di Mazzola geniale per Arato che tiene il pallone in campo ma soltanto per qualche istante perché poi termina fuori, dunque rimessa al laterale per l'Athletic Club Palermo che si è presto a battere con Pillitteri. Delisi, adesso Tuzzolino che si è posizionato lateralmente ormai, cerca il dribbling, Morena però senza fare i complimenti mette il pallone in rimessa laterale. Dunque un cambio di posizione per Tuzzolino che passa da centrale a laterale sinistro, almeno in questi ultimi minuti. Tuzzolino, le finte, salta tutti, ma non Morena, ancora una volta è un osso duro. Poi chiama il capitano Pillitteri a fare dei movimenti che probabilmente si aspettava Tuzzolino ma che non sono mai arrivati. Tuzzolino vuole calciare col sinistro, viene fermato ancora una volta. Fernandez si appoggia, Arato va sul secondo palo, viene cercato dal 20, pallone fermato però da Pillitteri e dunque pallone in rimessa laterale. Morena lotta con Delisi, manca sempre meno alla fine di questa prima frazione di gioco. Intanto Gandolfo, Pillitteri, Delisi, mancano 10 secondi alla fine della partita, primo tempo chiaramente. Sarà quindi rimessa laterale, forse l'ultima azione, vediamo se calcerà verso la porta la formazione ospite con Pillitteri che cerca i compagni, trova però le mani di Morrione che si appoggia dalle parti di Mazzola, ma con questa azione termina anche il primo tempo con il risultato di 2-0, una partita
molto bella, con 2 gol realizzati, la doppietta da parte del bomber Giacomo Catalano, che ha sfruttato 2 facili tap-in. Noi vi salutiamo, ma soltanto per qualche istante, perché piccolo break e poi sempre qui per il secondo tempo di questa partita. A dopo! È stato molto importante perché siamo andati in vantaggio alla fine del primo tempo, quindi potevamo all'inizio del secondo tempo gestire anche questo gol di vantaggio, anche se siamo partiti a 1000 sotto porta. Non siamo stati cattivi perché potevamo chiudere veramente la partita già nel primo tempo, ma dobbiamo dare anche meriti al portiere avversario perché ha fatto degli ottimi interventi, quindi onore anche pure degli avversari se tu una partita non la chiudi nel primo tempo. Però siamo una grande squadra e siamo usciti nel secondo tempo con delle palle inattive dove durante la settimana li alleniamo, e come dico sempre ai ragazzi, le palle inattive sono quelle che ti fanno vincere la partita, e infatti a inizio secondo tempo in 10 secondi abbiamo fatto subito il 2-0 su una palla inattiva, e lì viene veramente molto semplice poi gestire una partita. Di particolare non ho detto niente, ho detto soltanto di essere cattivi sotto porta. Questa è la cosa, per adesso, la caratteristica, diciamo, che ci manca a noi, perché siamo una buona squadra, giriamo la palla, quindi dobbiamo cercare soprattutto di essere veramente cattivi sotto porta, perché queste partite rischi veramente di pareggiarla oppure di perderla, come è successo in qualche partita. Mi conoscono tutti, sono un allenatore, anche un ragazzo molto sincero, e quando si vede una squadra dell'Ojato in una C2 con dei giocatori del genere, il problema è se non si vince, no se si vince. Quindi io lo sapevo che avevo una squadra attrezzata per vincere, quindi per me, tra virgolette, è anche una cosa normale essere là sopra. Non è una cosa normale se non ci fossimo là sopra. Già, come si è visto in altre partite, andiamo a giocare in un sintetico dove noi il sintetico lo soffriamo, quindi, perché siamo tutti giocatori veloci e tutti giocatori che sono abituati a giocare sul parquet, quindi questa settimana cercheremo di allenarci pure noi sul sintetico e farci trovare pronti, perché è una partita molto importante, perché poi andremo a affrontare altre partite molto delicate del campionato. Benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Siculo. Oggi Castelbuono contro Casteldaccia, la terza partita nel giro di un mese, diciamo. Personalità il pallone in mezzo, conclusione Arenoso, potrebbe anche calciare, allora, si perde alta sul fondo, opportunità per Arenoso a mediano basso. Anzi, il cross di Suarez, il pallone passa, arriva dall'altra parte Grandi, si potrebbe calciare Grandi! Laureano Grandi! Il pitbull! Non faccio più! 1-0! Ha segnato Grandis per la Coppa Italia Eccellenza. Belecco, Antus potrebbe anche calciare. Antus! Palla che non esce di pochissimo, palla che esce veramente di pochissimo. Il pallone per Belecco che si smarca con una grande giocata. Belecco va via, Belecco, grande giocata, Belecco mette il pallone in mezzo, poi potrebbe provarci Pappalardo, tiro deviato, calcio d'angolo che divide il portiere, parte il gioco del colpo di testa, la palla che si perde sul fondo, Pennisi ci ha provato Russo, palla per Pappalardo, cercare Diallo e posizione regolare Diallo, regolare Diallo, Gascione blocca. Parte Megna, il pallone sul secondo palo, laterale, pallone che passa Monti e poi allontanato da Grandis, il mostruoso qui, Garofalo che non deve perdere il controllo della palla, arriva Monti per Megna, palla per Velardi calcia Pagone che si ferma un po', ragiona Diallo,
Viene contrastato, grande palla in profondità, fuori, conclusione di Pardo! Il leopardo delle Nevi, il piazzato di Pardo, la conclusione fantastica, in vantaggio per due reti a 1 contro l'Oratorio Sancile Giorgio. Folgore Castelvetrano Sciacca 2-1, parte il calcio di punizione alto da parte di Velardi, quindi non era in profondità il tacco da parte di Presti Filippo, bisogno potrebbe calciare, un brivido. Alfano prova ad entrare nel rigore, Alfano esterno della rete, e finisce qui la super giovane Castelbuono trova la terza vittoria in questo campionato. Mister Mineo, mister Casteldaccia rispetto alle scorse gare contro il Castelbuono ha disputato una gara più decisa, con grandi ripartenze da parte di Megna, Monti e Velardi. Cosa per oggi è mancato per fare bottino? Cosa è mancato? Perché se riusciamo a fare 7-8 volte una ripartenza, sbagliamo sempre la scelta, non riusciamo a tirare in porto in maniera pulita, poi è normale che la partita non si vincono. È logico che incontriamo una squadra forte che sta facendo un bel percorso. Noi abbiamo questa... Siamo tornati intanto per commentare il secondo tempo di questa partita tra Isola Calcio 5 e Athletic Club Palermo. Vediamo subito Davide tra i pali, poi Pillitteri, Tuzzolino, De Lisi e Gandolfo in campo per gli ospiti. In casa invece sempre tra i pali Morrione, Morena che è stato confermato quindi come centrale al posto di Cutrona, che ha fatto una grandissima partita, però negli ultimi istanti di match è salito in cattedra anche lui. Poi lì davanti gioca Fernandez con Sorrentino e Peter Resi, dunque saranno i due laterali, dunque torna in campo Peter Resi, che non ha giocato insomma gli ultimi circa 10 minuti del primo tempo, forse anche un po' di stanchezza. Intanto Tuzzolino riconquista il pallone, appoggia per Gandolfo che cerca di danzare, cerca i compagni in mezzo, non li trova però Peter Resi con la punta, prova a girarsi, non riesce. Ottima la pressione da parte della formazione ospite, con l'Isola che al momento sta comandando. Poi Tuzzolino prova il pallone in mezzo. Tuzzolino, Pillitteri, sempre Tuzzolino che prova ad appoggiarsi, vediamo, non ha nessun appoggio però. Poi Pillitteri nuovamente dalle parti del 6, cerca De Lisi, lo trova, si gira, va sul mancino De Lisi e poi Morrione chiude prontamente, ma il pallone era già terminato in out, dunque rimessa dal fondo per il portiere numero 21, classe 2000. Tuzzolino, De Lisi può puntare l'uomo, lo fa, cerca la conclusione, ma viene, poi ci ripensa e ritorna dietro. De Lisi, Tuzzolino allo spazio, prova la conclusione, sempre Morrione in spaccata. Adesso sono già diverse le volte in cui il portiere ha salvato l'Isola Calcio a 5 con la Athletic Club Palermo, che comunque nonostante non stia facendo forse una partita ottima dal punto di vista più che altro del carattere, della grinta rispetto chiaramente alle ultime uscite di campionato. Poi tanto Tuzzolino cerca la conclusione, ma dicevamo c'è abbastanza differenza rispetto alle ultime partite di campionato ed è abbastanza evidente con il Club Palermo che in campionato invece sta facendo veramente tanto bene. Tanto Fernandez cerca Morena che poi prova la conclusione con la punta, posizione abbastanza defilata. Sai perché? Diciamo come l'Athletic Club Palermo infatti in campionato si trovi al momento al quinto posto con 10 punti in classifica, invece l'Isola si trova con un punto meno ma 2 posizioni sotto, dunque settimo posto, 9 punti, ma al momento comunque si trova sopra.
L'isola Calcio 5 nell'ultima partita di campionato ha pareggiato contro il Palermo Calcio 5 con il risultato di 1-1, stesso esito ma con il risultato differente per l'Athletic Club Palermo, che ha pareggiato contro lo Sporting Alcamo. Poi intanto tocco di mano abbastanza visibile da parte di Pillitteri. Sarà quindi calcio di punizione per l'Isola Calcio 5, che si appresta a batterlo rapidamente con il duo Sorrentino-Pitarresi. Morena. Gandolfo allunga il pallone quasi per favorire anche l'inserimento di Fernandez. L'ultimo tocco però è stato da parte di David, che credeva ci fosse una deviazione della formazione in maglia blu, così non è stato. Infatti ha lasciato il pallone, poi cerca la conclusione Morena, viene respinto. Pitarresi, Sorrentino e ancora Pitarresi. Poi Morena avanza con la punta e David risponde benissimo, quasi come il collega Morrione, che su quella porta ha visto più volte la porta. Poi Pitarresi aggancia col petto Pitarresi. Poi cerca il secondo palo con Gandolfo che chiude ancora Pitarresi, e poi sempre in presa bassa David. Ferma tutto. Tuzzolino, può ripartire l'Athletic Club Palermo. Allarga e apre tutto il campo dalle parti di Delisi, doppio passo su Moreno, lo salta Delisi! Palla in buca d'angolo e riapre la partita l'Athletic Club Palermo. Ci crede Gandolfo, che infatti prende il pallone, ma gol strabiliante da parte di Delisi, che salta nettamente il suo avversario con un doppio passo e poi mette il pallone sul palo lontano. Non può nulla neanche un super Morrione. Risultato di 2-1 adesso, e cambio nuovamente per l'Isola Calcio 5, che adesso schiera Mazzola al posto proprio di Morena, che si è fatto saltare abbastanza nettamente da Delisi, forse anche un pizzico di stanchezza. Sorrentino salta tutti proprio col tentativo con la punta, ancora Sorrentino cerca lo spazio ma non lo trova. Gandolfo raddoppia, ruba il pallone, Gandolfo si autolancia, poi Pitarresi riesce a levare il pallone e commette anche fallo Gandolfo, più un po' ingenuo, perché dopo essere stato fermato ha cercato di recuperare il pallone, ma così non è stato. Infatti tocca la zona lombare, in questo caso Capitan. Pitarresi intanto fuori, Gandolfo dentro, Verzi. Dunque più fisicità, forse meno tecnica, meno gioco rapido con Gandolfo, che più volte si è anche allargato nel tentativo di cercare la migliore posizione. Verzi è un giocatore che gioca più centrale, ma può dare sicuramente più sponde centrali, che con giocatori come Delisi o Tuzzolino chiaramente possono sfruttare. Si riparte da Sorrentino. Mazzola adesso ha cercato e trovato soprattutto Salvatore Pitarresi. Sorrentino vede il taglio, poi la tocca Tuzzolino direttamente dalle braccia di David. Virzi, poi il taglio per Virzi che aggancia il pallone, poi quasi va fuori ma non riesce a tenere in campo. Virzi allarga, Tuzzolino lo prende, si gira, Tuzzolino si appoggia, Delisi ancora, e Morrione risponde presente per ancora una volta Delisi. Tuzzolino, grande azione da parte dell'Athletic Club Palermo. In questo caso è stato il taglio di Tuzzolino per Virzi, intanto fuori Pillitteri, dentro Di Cara. Pitarresi, Sorrentino, Pitarresi, il dribbling venne tentato e poi la conclusione con la punta e il petto di David sul tiro potentissimo da parte di Catanese, che si è trovato dalle parti del portiere dopo aver eluso con una finta di corpo il suo avversario. Adesso c'è anche un pizzico di paura per l'Isola Calcio 5, che per passare questa competizione deve portare a casa i 3 punti oggi, obbligatoriamente. Sorrentino scarica da Catanese, sempre Sorrentino. Adesso Mazzola può puntare Di Cara, ci pensa un attimo, poi si appoggia. Sorrentino apparecchia e calcia. David
si distende e compie una grande parata, una parata molto estetica per il portiere in maglia numero 12. Poi cerca di sistemare i compagni in posizionamento corretto, cerca di trovare la porta, invece Pitarresi abbastanza complicato a quella distanza, ma si batte quindi questa rimessa laterale con Di Cara, si allontana David ma va verso il pivot che Virzi si è allargato, poi Tuzzolino riesce a guadagnare il possesso, Tuzzolino salta tutti, mette in mezzo, Virzi! E non sbaglia, trova anche il pareggio. Adesso si è fatta trovare impreparata qui la formazione dell'Isola Calcio a 5 su questo contropiede, ma grande uscita dalla pressione da parte della formazione di Mister Miosi, che probabilmente l'avrà preparata in settimana, perché si è visto come David si sia allargato sulla destra, portandosi praticamente a fare quasi il laterale destro. Tutti guardavano effettivamente il portiere, invece il pallone è andato direttamente sul pivot che era Virzi, che poi ha lasciato lì la palla. Tuzzolino ha fatto tutto da solo, 2 dribbling perfetti, palla in mezzo e Virzi non ha sbagliato. Dunque risultato di 2-2 qui tra Isola Calcio 5 e Atletico Club Palermo. Un secondo tempo sicuramente diverso da quello che abbiamo visto nel primo tempo per quanto riguarda la formazione di casa. Intanto va giù Virzi, che effettivamente qui guadagna un calcio di punizione interessante, probabilmente anche per rifiatare. Si tocca il ginocchio, però adesso però è tutto ok. Di Cara, palla di ritorno per Tuzzolino che ha lo spazio per mettere in mezzo, poi Morrione allontana con Pitarresi comunque pronto a intervenire. Mazzola, Catanese con la suola, cerca i compagni ma non li trova. Delisi, il dribbling, si complica troppo la vita ma riesce comunque a passare. Delisi salta tutti, appoggia per Virzi che guarda la porta, Virzi e poi Morrione. Ancora una volta era praticamente un 3 contro 2, ma viene sprecato da Virzi che scarica addosso al portiere. Poi Tuzzolino ne finti sul sinistro, cerca la porta! Tuzzolino! Ed è 2-3, rimonta completata, non ci crede la formazione di casa, che era sopra a inizio di questo secondo tempo con il risultato di 2-0. Adesso invece è successo di tutto, un tris velocissimo da parte di Club Palermo che si porta in vantaggio e si porta anche sopra con il risultato. Dunque, nonostante sia veramente complicato riuscire a passare in questo triangolare, non vuole lasciare nulla al caso Mister Miosi, vuole vincere questa partita. Lotta Pillitteri, c'è anche Gandolfo, recupera il pallone, poi lo salta Sorrentino, che era l'ultimo uomo di movimento chiaramente in campo, e dunque cartellino giallo. Adesso un momento favorevole per gli ospiti. Poi chiederemo a Mister Miosi nel post partita cosa è successo, cosa ha detto, perché effettivamente se li ha presi tutti i giocatori, li ha messi tutti in un angolo. Da lì il mister ha parlato, e quando Miosi parla i ragazzi hanno sicuramente ascoltato tutte le sue parole, perché stiamo vedendo effettivamente un Atletico Club Palermo diverso da ciò che invece è stato visto nel corso della prima frazione di gioco. Una squadra forse non molto grintosa, adesso invece tutto il contrario. Lo schema va Pellitteri che cerca la porta, deviazione, palla in calcio d'angolo. Alza Gandolfo, la palombella per Tuzzolino che aggancia il pallone, poi non trova l'aggancio da parte di Pellitteri. Dunque in rimessa al fondo, battuta rapidamente da Morrione, che forse non è del tutto incolpevole sul terzo tiro, quello di Tuzzolino, stato in porta. E sbaglia il tocco. Rimessa laterale, se la prende comodissima qui David, che chiaramente non ha fretta di battere. David cerca il tocco dalle parti di Pellitteri che riesce, Gandolfo lascia lì per Di Cara che prova una conclusione col sinistro abbastanza complicata, era anche la posizione piuttosto defilata. Mazzola può puntare la difesa avversaria, Pitarresi, poi il dribbling perfetto e conclusione col mancino. Risponde David a Sorrentino che aveva tentato di ribaltare questa partita, trovare quantomeno il pareggio, ma super David qui
dice di no. Lotta Pitarresi che si appoggia dietro alle parti di Morrione, che per poco stava stoppando male il pallone. Allarga Mazzola, allo spazio il 22, può puntare, lui che è stata forse la spina nel fianco maggiore per l'Athletic Club Palermo in questo primo tempo. Mazzola salta l'uomo e con questo infatti anche un calcio di punizione, l'avevamo appena detto, un giocatore molto tecnico che quando punta l'uomo è veramente difficile da fermare e infatti guadagna questo calcio piazzato che può essere importante nel tentativo di ribaltare la partita. Ricordiamo che infatti proprio da un calcio piazzato è arrivato il gol del 2-0, perché sulla conclusione di Pitarresi poi la respinta di Catalano è stata quella vincente. Ora Catalano però in panchina lo sta sostituendo, almeno in quel ruolo, Catanese. Calcio di punizione, va Sorrentino sulle punte di battuta. David sta sistemando la barriera, soltanto un uomo, soltanto Di Cara, poi posiziona Gandolfo e Pitteri vicino a lui. Pitarresi, Sorrentino un po' in difficoltà adesso, si appoggia da Morrione. Poi il tacco, sbaglia tutto. Tuzzolino allarga dalle parti di Cara, poi Sorrentino lo cerca di accompagnare verso l'esterno, ci riesce e dunque rimessa laterale per l'Isola Calcio a 5 con Sorrentino che si appoggia rapidamente da Catanese. Pitarresi, Sorrentino. Mazzola può puntare ma non è, salta Tuzzolino che salta invece tutti, poi Gandolfo lascia il pallone lì, la scivolata di Mazzola che va giù, cartellino giallo, intervento un po' gratuito in realtà da parte del 22, brutto fallo su Gandolfo da dietro, decisione di sanzionare questo intervento con il colore giallo da parte del duo arbitrale, il signor Martinico e il signor Campione, rispettivamente di Marsala e di Enna. Sarà quindi calcio di punizione. Sul punto di battuta sia Di Cara che Pillitteri, poi Tuzzolino invece dice qualcosa ai compagni, forse uno schema, vediamo se effettivamente proporranno qualcosa di particolare. Pillitteri, Tuzzolino cerca la porta, piattone forte. Tanto venne chiamato un time out dalla formazione di casa, dal tecnico dell'Isola, con Morrione che infatti diceva al compagno ti stavo per lanciare, per l'appunto. Nel frattempo sembra abbastanza, per ora al momento è in silenzio Giacomo Catalano, colui che invece ha trovato la doppietta che aveva sbloccato la partita, che aveva portato effettivamente la formazione di casa sopra di ben 2 reti. Poi qualcosa però è cambiato, perché mister Miosi è riuscito a inculcare nella testa dei suoi ragazzi qualcosa di diverso che effettivamente al momento sta funzionando. È presente anche Fiorentino che è venuto a guardare i compagni oggi non convocato. Nel frattempo si dissetano uomini ospiti sopra al momento con il risultato di 2-3. Nel frattempo Delisi alla casacca in mano, dunque ci immaginiamo un cambio e infatti fuori Di Cara, dentro nuovamente Delisi. Si riparte però con una rimessa dal fondo con Morrione che si appresta a battere. Rientrato in campo anche Cutrona, che nel primo tempo è stato protagonista di una grande partita, fermando più volte gli avversari, facendosi anche trovare lì davanti. Pitarresi, Cutrona converge verso il centro Sorrentino, palla di ritorno, poi prova l'1-2 che non riesce, Gandolfo con la suola, porta lontano, difende Tuzzolino, anzi Delisi, 1-2 con Pillitteri che non funziona, poi la conclusione da fuori di Cutrona, viene murato da Tuzzolino, poi Delisi rischia da ultimo uomo e poi il miracolo di David, super David qui sulla conclusione mancina di Pitarresi. Infatti i due si complimentano a vicenda per il tiro e per la grande parata, ma nel frattempo un errore sanguinosissimo da parte
di Delisi, che qui ha puntato in difesa, rischiando veramente tanto in questo caso. Nel frattempo è rientrato anche Giacomo Catalano, lui che ha trovato doppietta. Catalano lascia lì il pallone per Pitaresi che cerca nuovamente la porta, non la trova, ma adesso l'Isola Calcio 5 sale per trovare quantomeno il pareggio, che potrebbe chiaramente significare anche passaggio del turno nella misura in cui dovesse chiaramente vincere con lo Sporting Alcamo. Poi intanto conclusione di Pitaresi, poi doppia deviazione, prima Tuzzolino, poi anche Pellitteri. Catalano è stato messo fuori gioco proprio dai due giocatori rosanero e dunque il risultato sempre di 2-3. Sarà calcio d'angolo, azione offensiva quindi per l'Isola Calcio 5, che riparte con Pitaresi che guarda la porta, ci pensa un attimo, si appoggia, Catalano viene anticipato, poi lotta ancora una volta, Pitaresi alza il pallone, rimessa dal fondo. David va lungo ma prende il fuori direttamente la parte alta del campo, dunque pallone in out. Si ricomincia con una rimessa laterale con Sorrentino e Cutrona che scambiano il pallone. Sorrentino, Cutrona, Pitaresi vede l'inserimento del compagno, il pallone però non arriva, poi Cutrona, poi cerca il passaggio, Catalano trova però la deviazione, dunque rimessa tra la zona offensiva. Pitaresi, poi le urla da parte di Mister Miosi che come sempre è molto carico in panchina, poi la carica, infatti recuperano anche il pallone, poi Pellitteri lotta sulla linea di fondo con Catalano, Cutrona, Gandolfo la tocca, poi Mister Miosi chiama il break, ma chiaramente il pallone deve essere per l'Athletic Club Palermo. Pitaresi con l'esterno si appoggia a Catalano, ancora Pitaresi, poi David due volte, e questa azione riesce sempre all'Isola Calcio 5 con Catalano che viene cercato centralmente, aggancia con la suola e poi sponda per Pitaresi che non trova la porta, poi Gandolfo cerca invece una conclusione, cercando e trovando quasi Delisi che sul secondo palo stava per deviare in porta. Nel frattempo un nuovo cambio, fuori Gandolfo, dentro l'autore del gol delle 2-2 Virzi. Sorrentino si appoggia, Pitaresi, c'è largo Cutrona che infatti riceve il pallone, prova ad appoggiarsi con Catalano, fa buono Iperno, Pitaresi allarga il gioco, Cutrona si può appoggiare, lo fa adesso da Sorrentino che cerca nuovamente il compagno, Pitaresi prova a passare perché è fermato, raddoppiato addirittura da Pellitteri ed anche da Tuzzolino. Poi Catalano cerca il pallone centrale, non riesce a passare, si chiude adesso la formazione di Mister Miosi che sta dimostrando una buonissima solidità difensiva. Sorrentino, Catalano cerca il secondo palo e sbuca il 10 Sorrentino, ma l'altro 10 dà fastidio lì davanti e infatti nega il facile tapin a Sorrentino, pallone in calcio d'angolo perché l'ultimo tocco è stato proprio di Pellitteri. Però da quando è entrato Catalano la partita è cambiata, però si sta toccando la zona lombare e forse ha chiesto anche un cambio. Pitaresi allarga, Cutrona, c'è Catalano, non lo serve, forse adesso vediamo Cutrona contro due avversari, va giù ma si continua. Tuzzolino per Virzi, palla di ritorno con il tacco, sbaglia tutto, poi Pitaresi, Sorrentino, la rulletta si ferma, allarga il gioco, Pitaresi per Catalano, pallone troppo profondo e poi Catalano sembra abbastanza dolorante adesso. Nel frattempo viene chiamato un nuovo time out dunque dalla formazione questa volta ospite. Nel tempo Cutrona a chiedere scusa, forse aveva un intervento di prima su Pellitteri. Nel frattempo risultato di 2-3 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, un incredibile secondo tempo con Mister Miosi che infatti lo potete anche sentire, lo potete anche vedere grazie ai nostri schermi, è molto carico, molto grintoso nonostante il passaggio del turno sia pressoché
ormai andato. Servirebbero ancora diversi gol per riaprire tutto e poi sperare che l'Isola Calcio 5 riuscisse a battere lo Sporting Alcamo, e sicuramente non è una partita semplice per la formazione oggi di casa, però questo non porta Mister Miosi a giocare una partita con poca grinta, anzi tutto il contrario. Mister Miosi vuole sempre vincere. Si parte quindi con una rimessa dal fondo direttamente dalle parti di David, con Pillitteri vicino a lui, c'è anche Delisi e Tuzzolino più largo, anzi più profondo, invece Virzi che adesso si allarga. Cutrona, buono qui il suo anticipo, si lancia e poi calcia verso la porta, risponde David. Poi Virzi con la testa, Peter Resi la lascia lì. Pillitteri allarga il gioco molto bene dalle parti di Delisi, suola, prova a contrastarlo Catalano che vince anche il contrasto con il fisico. Ecco Catalano col mancino, prova l'inserimento dei compagni ma non li trova, poi si autolancia. Qui Tuzzolino che però è da solo, attende infatti l'arrivo del compagno sulla sinistra. Delisi calcia a lui, anche ora una volta esterno della rete con Morioni comunque in direzione della sfera. Catalano sembrerebbe stare meglio ma zoppica vistosamente il numero 9 Sorrentino. Peter Resi allarga, poi il pallone termina in out. Pillitteri col mancino cerca Virzi che è provata in elevazione ad agganciare questo pallone ma non ci è riuscito. Sta per rientrare Arato al posto proprio di Giacomo Catalano. Arato la controlla ma male perché il pallone termina fuori, dunque rimessa a terra ancora per il Club Palermo che guadagna tutti i secondi possibili. Ricordiamo che però il tempo è effettivo, di conseguenza non guadagna dei minuti o comunque dei secondi all'interno del match, ma porta comunque anche dal punto di vista psicologico una tranquillità in più. Cutrona col sinistro e David ancora una volta, questa volta col ginocchio, respinge il pallone. Sempre uno dei più pericolosi, il 4. Sorrentino, Pescarato, poi Cutrona ancora con la punta e sempre David, dove sei stato contrastato da Pillitteri. Delisi vuole il dribbling, rischia tanto. In precedenza un suo errore aveva portato Pitaresi a calciare verso la porta, soltanto un super David a dire di no in quel caso. Questa volta invece non prova il dribbling e la scarica sui compagni, adesso invece lo prova e lo trova. Ancora Delisi, non passa questo pallone, si appoggia adesso. Virzi si appoggia dalle parti di Delisi che prova il doppio passo, poi calcia con potenza, trova una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo. Intanto fuori Pillitteri, dentro Di Cara, questo nuovo cambio per dare probabilmente nuova linfa in campo. Tuzzolino, Virzi non rischia la giocata, David, poi Virzi va giù, rimane comunque in campo con Delisi che salta l'uomo, va sul sinistro, Delisi fa tutto solo, Delisi cerca la conclusione, la prende male e poi dentro Gandolfo al posto di Pillitteri, di Virzi, chiedo scusa. Nel frattempo viene commesso un intervento irregolare da parte di Di Cara, del calcio di punizione, fallo su Sorrentino. Sorrentino batterà questo calcio di punizione con Cutrona vicino a lui. La carezza con la suola Arato che può puntare, rientra, si appoggia adesso. Palla centrale con Sorrentino che voleva l'appoggio nuovamente sul 4 che poi non arriva, poi Cutrona sbaglia ancora Delisi. Arato scarica su Pitaresi, palla secondo palo e Sorrentino non può mai sbagliare da lì e trova il pareggio. Adesso il risultato di 3-3, qui un brutto errore da parte di Delisi in fase di uscita ha portato la formazione di casa a doversi difendere, poi il pallone è terminato dalle parti di Sorrentino che ha allargato su Pitaresi, palla nuovamente a secondo palo e da lì Sorrentino spinge in porta
3-3 il risultato, pareggio. Adesso è un po' calata la formazione di Mister Miosi, che aveva iniziato il secondo tempo molto molto bene, adesso forse anche un po' di stanchezza, complice anche l'Isola Calciacinque che sta ritornando a giocare molto bene. Peter Re si allarga per Sorrentino, impreciso però il numero 11, che infatti si mette le mani tra i capelli. A tempo un cambio in porta, perché c'è Favaloro adesso e non David. Si continua, Arato si appoggia, Peter Resi, poi la parata di Cara addirittura, non di Favaloro, con l'addome riesce a respingere molto bene. Un cambio in porta dunque che non ci aspettavamo forse, con David che stava giocando una grandissima partita, ma Favaloro fa il suo ingresso sul 3-3. Cutrona, Peter Resi, lo fronteggia Tuzzo, riesce a passare, Peter Resi, una bomba, non può nulla Favaloro infatti. Il risultato adesso è di 4-3, vantaggio per la formazione di casa, che si porta nuovamente sopra come nel primo tempo. Stava effettivamente attaccando con maggiore costanza in questi ultimi minuti e infatti trova un bolide Peter Resi che si spegne in porta, batte il neoentrato Favaloro e fa quindi 4-3. Adesso bisognerebbe pescare qualcosa dalla panchina per Mister Miosi, vediamo se effettivamente adopererà qualche cambio. Di Cara allontana il pallone, Arato, Arato vuole la fascia destra, il raddoppio perfetto da parte di Tuzzolino, che qui si complica però la vita. Sorrentino va sul destro, poi tacco, cercare Arato, viene fermato ancora da Tuzzolino che si appoggia, Gandolfo può attaccare sul secondo palo Tuzzolino, Gandolfo cerca la porta, deviazione, rimessa laterale, sempre zona offensiva per l'Athletic Club Palermo. Adesso si trova sotto il risultato con 4-3. Respinge Cutrò per la rovesciata tentata da Tuzzolino, ma si continua con Peter Resi che cambia gioco. Sorrentino prova ad addomesticare un pallone molto complicato e infatti non riesce. Delisi scarica su Tuzzolino che guarda la porta, sinistro, e poi Mordione ancora a mettere in calcio d'angolo. Sta cercando la doppietta Tuzzolino, ma non la trova al momento. Calcio d'angolo, tutto rapidamente, poi la conclusione da fuori da parte di Delisi, sempre Morrione presente. Batte la rimessa laterale di Cara dalle parti di Gandolfo, sola punta di Gandolfo, una buonissima occasione, aveva nascosto il pallone, intanto rientra in campo Tabita al posto di Tuzzolino e va a schierarsi sull'out di destra, dunque un cambio sicuramente più offensivo, però Tuzzolino sta giocando comunque una grande gara. Poi il taglio di Mazzola è entrato anche lui in questi ultimi istanti, si porta il pallone fuori con Di Cara che guadagna una rimessa laterale. Alza il pallone, attraversa tutto il campo per Tabita che prova addirittura la porta, ma era molto complicato. Morrione alza anche lui la sfera per Mazzola, poi esce perfettamente Di Cara con il petto ad anticipare il suo avversario. Sarà rimessa laterale con Pitaresi che si appoggia. Cutrona e poi Arato, vuole il dribbling, lo ottiene, Arato si allunga anche il pallone, infatti trova soltanto l'esterno della rete, ma buona azione qui da parte del numero 20 che aveva tentato di autolanciarsi nonostante il piede forte fosse quello mancino. Tabita, Gandolfo per Tabita, palla di ritorno, riesce a agganciare ancora il numero 23, danza sulla sfera, poi cerca i compagni, cerca invece la porta, poi con Morrione che ancora una volta respinge questo pallone. Sarà calcio d'angolo, continua ad attaccare la formazione di Mister Miosi, poi cerca il tiro da fuori con poche pretese, però questa volta Di Cara. Arato, Cutrona con il tacco libera su Mazzola, poi si ritorna da Peter Resi che può puntare l'uomo, doppio passo sul sinistro, allarga il gioco. Cutrona, anche lui piede mancino, poi Mazzola cerca una botta molto forte
Poi cerca la punta e respinge, anzi blocca in 2 tempi. Di Cara. Poi si gira Pitarresi e poi super l'intervento da parte di Favaloro, che finalmente fa vedere una parata. In questi minuti non era stato mai sfidato, se non da Pitarresi, che però in precedenza aveva calciato direttamente in rete. Questa volta invece calcia sopra il portiere e arriva anche la grande parata. Nel frattempo un cambio, perché subentra Alberto Mosca, in questo caso, che si schiera come centrale. Poi Gandolfo va giù, scontro con Cutrona che gli indica invece di rialzarsi. Mazzola. Mazzola si allarga. Arato sbaglia con la suola, poi il pallone viene tenuto in campo da Delisi che lo salta. Delisi con la punta, soltanto esterno della rete, non trova la porta. Ma Delisi quando prende il pallone, quando punta, veramente difficile che sbagli il dribbling. Fa vedere ancora una volta quest'oggi, ma non è la prima. Mazzola, doppio passo, cerca la porta, se l'era apparecchiata benissimo qui il 22, non ha trovato però la gioia del gol, che probabilmente meriterebbe anche per ciò che effettivamente ha fatto vedere in campo. Non ha ancora segnato. Poi Di Cara, palla per Mosca che non arriva, col mancino. È una buona palla di Delisi, forse un po' troppo profonda in questo caso. Cutrona la controlla col mancino, lascia lì ad Arato, che è stato pericoloso fin dal suo ingresso. Cutrona, Mazzola, poi lascia lì il pallone e cerca la conclusione con Favaloro, che risponde ancora presente. La seconda parata da parte del giovane portiere. Pallone che passa, Pitarresi, Cutrona. Adesso con questa azione finisce anche la partita, vince quindi l'Isola Calcio a 5 con il risultato di 4-3 contro Athletic Club Palermo. Una rimonta nel secondo tempo tentata dalla formazione misteriosi, che però non si è concretizzata. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi ringrazio e alla prossima.